Poi, puntuali come un orologio svizzero, si accende la partita. Le- la formazione ufficiali ve le ho già lette. Bassano attaccato a sinistra con Fontana, Magrin, Bertoncello, Bordignon, Orlando. Risponde da destra Camaiore con Da Prato, Motaranti, Genovese, Sciortino, Ceragioli. Arbitrano Rago Alfonso e Fischio Giacomo. Tutte e due le squadre sono andate crescendo. Vediamo un po' chi sarà cresciuta di più. Da dire sul conto della rotellistica che non molla mai. Rimonti ogni qualvolta sono andati sotto quelli di Camaiore. Ora Magri mette in mezzo, niente di fatto. Torna indietro. C'era Gioli, c'è davanti Genovesi. Che bello imparare a memoria i nomi di questi mini atleti, sparando un giorno di vederli nella massima categoria e ricordarsi di quanto erano degli scriccioli. Sperando che anche loro si ricordino di quelli di giovanissimo Ronaldo. Avanti, Bordignon. Non riesce alla signorina. Bertoncello, Olivia. L'accompagnata a fil di palo, siamo già dall'altra parte. Bella la deviazione di Fontana Leonida. Bella bassa, scagliata da Ceragioli. Si combatte qua sotto il palco regia. Ceragioli cerca lo spazio. La mette di là, niente di fatto. Riparte Bassano. Bordignon. Passaggio per l'8, succede di tutto davanti alla porta. Difesa da Prato. Da Prato! Bravissimo, super intervento di Da Prato. Oggi partito col freno a mano mollato. Avanti con Bassano, numero 2 Magri, mezzo veloce a sinistra, coglie in mezzo il numero 6. Non era il 6 ma era l'8 Bordignon. Niente, era il 9 Orlando. Ci sono sia Bordignon che Orlando, ma Bordignon, scusatemi, è il capitano, riconoscibilissimo. Ora riparte la Bertoncello. Qua sotto di noi a sinistra. Torna indietro, Bertoncello, lì c'è spazio per il tiro. Cerca la direzione del capitano Bordignon, poi spara fin troppo alto. Olivia. Bisogna andare a recuperare la palla che ha trovato l'unico buco disponibile ed è uscita dalla rete di contenimento. Penso che lo sentite nel microfono. Il tamburo. Il numero 8 ora Sciortino. Tiro di Motarama fuori misura, si è mossa la rete colpita all'esterno. Avanti c'era Gioli, tiro di Sciortino. Risponde Leonido Fontana. Ora la Bertoncello. Riparte
il numero 5, Genovesi, rimane davanti Leonida, niente, chiude benissimo il portiere di Bassano, doppio miracolo. Time out per noi, chiesto dalla panchina. Eccoci qua, pronti per le riprese. Sono trascorsi 4 minuti e 5 secondi. Se volete fare il conto dei secondi, 6, 12, 18, 24, 245 secondi trascorsi di questo primo tempo che ha regolato ancora poche emozioni. Palla 2 nell'angolo basso della porta difesa da Leonida Fontana, tap-in di Cortino e Ceragioli. Passa tutto per loro, anche se Motaran e Genovesi sono cresciuti partita dopo partita. Ceragioli, bomba di Shortino, traversa piena. La prima emozione regalata da Shortino che con la sua bomba colpisce la traversa. Va un po' in tilt il frame e non avete visto tutta l'azione. Genovesi, Ceragioli, Fontana Leonida sul pezzo, caricata molla come il Carion. Fontana Leonida è già la terza barra 4 volta che dice di no alla rotellistica, partita con più veemenza, solo un bel intervento di Da Prato. Ha imparato subito il cognome di Da Prato perché è bello verde come l'erbetta del praticello del vicino. Taran, Shortino, ma c'è l'anticipo di Magri. Poi però non riesce. Il numero 4 di Bassano Di Stefano a recuperare la palla. Motaram. Attenzione, si accendono un po' gli animi. Genovesi scarica su Ceragioli. Cambio, entra la Costanza Nardini. Vi faccio notare che una grappa veneta bassanese vicino a Bassano è la Nardini. Costanza da Camaiore porta proprio quel cognome. I casi della vita. Shortino, un passaggio tesissimo. Ceragioli accende il target tipo Top Gun, mira su Fontana Leonida e ci riesce perché lo prende in pieno. Avrebbe dovuto mirare al 7, bravo però, Ceragioli, bella stecca. Riparte Mrs. Olivia Olivia Bertoncello, gol di capitano Bordignone questa volta fa subito centro e corre play. C'è un tocco sporco, è stato il tocco sporco, ve lo dico io di chi è stato il tocco sporco, proprio di Shortino, colui che adesso ha la palla. Bordignon, detto anche il Bordi, porta in vantaggio la squadra del Ponte. Adesso i roditori di Camaiore cercheranno di rodere i possenti pali che tengono in piedi il famoso ponte, mentre i giocatori bassanesi cercheranno di impedirlo.
Camaiore riparte sempre sull'asse. C'era Jolly, Shortino. Shortino e c'era Jolly. Fondamentale del tiro battuto acquisito. Ne avranno fatti 627 qua a Breganze. 627 a testa, eh. Devono rifiatare. La pallina schizza via. È preda di Shortino. Prende velocità. Ha lo specchio libero. Bravissimo. Il numero 2. Magri a mettere la stecca e deviare fuori. La bomba di Shortino. Shortino sembra prevalentemente a destra. C'era Gioli da sinistra. Ora riparte Bassano. E sempre il Bordi Capitan Bordignon. Attenzione perché riparte Genovesi, c'è libero in mezzo, c'era Shortino, non riesce a servire, siamo già dall'altra parte, Bordi, spara su da Prato, fa tutto bene, passa in mezzo con la palla e poi niente di fatto. Cambio, esce Genovesi, entra, torna dentro Motarano. Via con Camaiore che va giù veloce a sinistra, si dimentica la palla e la recupera il Bordi. Via, torna indietro, Shortino. Rimane in canna, il colpo accelera Gioli. Mamma mia, Max, lo stai rimandando. Guardate a porta vuota. Per 2 volte la palla rimane lì a Ceragioli. Poi l'ultimo tocco finisce sul pezzo di ferro chiamato palo, ovvero anche montante. Figlio d'arte, Motarano Alessandro, padre in panchina. Ancora un minuto. Alessandro, che poi esplode e diventa una bella perdita come il papà Davide in panchina. Ha meritato tanto a Valdagna. Davide Motarano, bello il taglio in mezzo, ma si chiude bene. Camaiore non riesce la palla ad arrivare alla ben piazzata Olivia. Bertoncello. Sono in fila nello score, nel quadro della federazione. Bordignon, Bonato, Bertoncelli, tutti con la B. Eccola la mia mascotte Anna Bonato, mezzo e mezzo! Che assist di Anna Bonato! La Pippi Calzelunghi da Bassano entra e fa suonare subito la sveglia. Bellissimo il passaggio per il compagno con il numero, non avevo visto, forse era Magri, niente di fatto. Time out anche per me. Suona la prima Serena. Pala Ferrarini. Alla 2, angolo basso alla sinistra di Da Prato. La seconda Sirena, via, tutto pronto. Fanno ripartire il gioco Rago e Vischio. Vischio e Rago. Fendente di Magri. Bella distanza, ma passa distante dal Praticello, difeso da Edoardo Da Prato. Avanti così, sempre Shortino. C'era Gioli.
Due bei giocatorini. Andiamo a vedere di che mese sono Shortino e Geragioni. Shortino è agosto 2015, quindi non ha ancora compiuto il 10° anno. Geragioni 16 gennaio, quindi 10 anni compiuti. Un vantaggio a quest'età. Essere di gennaio. Avanti con Geragioni. Ancora c'era Jolly, recupera da dietro. Partita non troppo vibrante. Occasioni a spot, ma molta nonchalance. Oh, Bonato, Bonato davanti. Attenzione, via. Ancora avanti. Bassano. Riparte la rotellistica che vuole mettere pressione. Ancora indietro con la Bertoncello. Bordignon ci mette il pattino short, niente di fatti. Ancora Bassano si prova a mettere pressione, recupero di Bordignon, ma Rago fischia fallo. Ora si combatte davanti alla porta, difesa da Prato, ma ora riparte Shortino. Sta per terminare il primo tempo. 1-0 per Bassano. Avanti così. Camaiore prova a trovare il pareggio con Shortino, tiro da fuori. A fil di palo aveva coperto giusto Leonte. "51 secondi separano alla fine di questo primo tempo. Scivolato via con poche occasioni da entrambe le parti, nulla da farmi urlare. Shortino tira da casa sua. Ora poi c'è il tapping di Genovesi, ma non va bene.
Bello il tiro da lontano di Ceragioli, niente di fatto. Parte con calma Bassano, ma niente di fatto perché Shortino li tiene lì. 5 secondi. Bassano con Pippi Calzellino. Perdono però palla quelli di Bassano. Finisce così. Primo tempo.
Eccoci qua, tutto è pronto, secondo tempo, finalina per la medaglia di bronzo o la medaglia di legno. Bassano conduce 1-0. Gol a metà del primo tempo di Bordignone Andrea, il Bordi, il capitano di Bassano. Si accomoda in pista anche Leonida Fontana. E via, pronti per questo secondo tempo. Bordi, Bordignon Colotto. Palla in mezzo. Davanti alla porta non riesce Caberlin con il numero 5 ad avere il tapin vincente. Allora, mister Gagliotto è ripartito con Sofia Bertoncello. Sofia non so da dove mi è venuto. Olivia Bertoncello, Capitan Bordignon con il 2 Magri Matteo. L'altro in pista al momento è 5. Caberlin risponde logicamente tra i pali, Fontana Leonida. Dall'altra parte da Prato, pronto al centro del Forticello. Shortino, Ceregioni. Mi sembra di vedere la Nardini Costanza, sì, è lei che combatte adesso. E Motarati. Alessandro con il 4. Attenzione a Shortino, bomba! Sporca la traiettoria. Bordignon che quasi inganna il suo portiere. Ora è proprio il Bordi a ripartire sulla destra. Frenata, torna indietro, palla in mezzo. Scontro tra Caberline e Bertoncello. Favorisce la ripartenza di Shortino. Palla in mezzo per Ceragioni. Recupera Motaran. Passaggio esterno per la Nardini Costanza. La recupera Magri, va giù a destra, salta Rago Alfonso, torna indietro però, la palla è per Shortino, no c'era Gioli, scusate, c'era Gioli, Leonida la lascia lì, recupera Bordignon, prova il dribbling, alla meglio Motaran, 3 contro 2, stecca di Bertoncello linea su Davide Motaran, sì. Se fosse stato su Davide Motaran, la povera Olivia avrebbe avuto poche speranze. Per fortuna è su Alessandro. Bertoncello, 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 Bertoncello. Disturbata di mestiere da Ceragioni. Poi bravissima si gira, mette in mezzo, ma non aggancia Capitan Bordi che va dietro campo. Calma, Caberlin. Sortino. Ceragioni. Si dimentica la palla agganciata dalla Bertoncello. Torna dietro la Bertoncello, retromarcia, taglio e mezzo bello per Caberlin, ma niente di fatto. Spara fuori poi Shortino. La palla rimane in campo, è recuperata ancora dall'onnipresente Bordignon. Prova a lanciare tramite la spunta, la palla è recuperata Bertoncello Olivia, torna indietro. Via, riparte Ceragioli, carica il tiro, la traiettoria è giusta, para Fontana, poi la palla rimane lì, Shortini non riesce col tapino, Bordignon prova a uscire, niente di fatto, allontanano quelli di Camaiore, ma recupera la palla ancora Bordignon, si chiude come una sala cinesca, il 2 Bordignon Shortino che ora vanno su no. È stato, scusate, non Bordignon, ma Ceragioli e Genovese. Fiortino rimane un po' più arretrato al momento. Bella il passaggio per dell'Olivia Bertoncello al numero 5, Caberlin che non riesce. Niente di fatto.
4 minuti trascorsi del primo tempo. Avanti, cerca di ripartire Motarana e Genovesi, niente di fatto. Recuperano le stecche giallo-rosse del ponte. Lancia velocissimo Bordignoni, il numero 5 Caberlin, che è lì dietro porta, palo chiuso. Non c'è spazio per l'alta schiaccia. Bomba indietro. Recupera, c'è ragione. Alza la testa. Con il numero 8. Era sempre Sortino, ma recupera l'altro numero 8. Capitan Bordignon. Tutti e due i capitani hanno il numero 8. Capitan Sortino e Capitan Bordignon. Buff. Capitano della rotellistica lascia partire un fendente che però passa quei 20 centimetri da distanza da Fontana, quindi niente di fatto. Fallo di squadra. Sotto controllo la situazione. 3 falli per la rotellistica, 1 per Bassano. Dopo il gol, infatti, il live score parla solo di 4 falli, 3 della rotellistica e 1 del Bassano. Uff, tanto davanti alla porta. Rischiano quelli di Bassano di buttarla dentro e fare il 2-0. Un time out della rotellistica, dicevamo nel live score. Rispecchia un po' la partita che ancora non si è accesa. Intanto è rientrata Anna Bonato. Mi ha lasciato spazio. Come sia stato Caberlin con il numero 5 uscire. La deviazione sul pattino di Motarano va a battere sul palo. Rischiosissimo, rischia tutto per il portiere dell'Orticello, come ormai ho ribattezzato da Prato Edoardo, estremo difensore di Camaiore. Ecco l'incerto! Oh! Capitano Bordignon, l'avevo battezzata dentro anche questa! Niente. Da Prato si è fatto sicuramente perdonare gli errori di stamattina. Sta tenendo a galla la rotellistica di Camaiore. Alta la pressione dei giocatori di Bassano che adesso con l'abbonato va a chiudere su Montarano che poi chiede il fallo. Time out anche per noi. Il time out è chiesto da mister Montarandani. Si riparte. Sotto di noi sempre c'era Gioli e Shortino che non sono ancora riusciti ad andare in gol e l'ha chiamato! L'ho chiamato! Mi scuseranno quelli di Bassano. Ho appena detto Shortino c'era Gioli, non sono ancora riusciti ad andare in gol. Manco il tempo di finire di parlare.
Fiortino spezza la mia voce, irrompe, pareggio, esattamente a metà del secondo tempo. Adesso la partita dovrà accendersi per forza. Capitan Bordignon, il Bordi, frena, torna indietro, passa alla Bertoncello Olivia, che non ha un felice tocco. No, qua la palla verso da Prato, riparte Chiaragioli, taglia in mezzo, bello, ma bravo Fontana a leggere tutto. Magrimba giù, è tutto solo, accompagnata, ma da lì non poteva. C'è il gol! No, si gioca ancora! Attenzione perché i due arbitri devono confrontarsi. Rago e Vischio. Dicono di no. Si vede? Era gol di 1 chilometro. Era gol di 1 chilometro. Era gol di 1 chilometro. L'avete visto chiaramente. Bordignon mette le cose a posto. 2-1 di Bassale. Quelli che gli arbitri avevano tolto. Bordignon lo risistema, lo mette a posto. 2-1 per Bassale. Diciamo che stamattina proprio Vischio Giacomo, Madonna di tanto, proprio Vischio Giacomo era stato beccato, proprio Vischio Giacomo era stato beccato dalla tifoseria bassanese, che adesso ne avrà ancora di più da dire perché la pallina aveva varcato la riga almeno di 10 centimetri. Per fortuna il gol di Bortiglione calma gli animi. Sistema le cose Bortiglione, altrimenti ne avremmo sentite e viste delle belle. Al non gol che era un gol segnato dal Bassano. Per fortuna mette le cose a posto a Bordiglione. 6,42 da giocare. Riparte la rotellistica. Attenzione. Oppa, gol subito! Subito! Il pareggio! Subito il pareggio, vediamo di chi è. Serragioli? Dovrebbe essere dato a Serragioli il gol. Aspettiamo che il live score si dica cosa hanno segnato gli arbitri. Due pari. Esatto, avevo visto bene. C'era Johnny. Pareggio a 6,32 dalla fine. Azione Capitan Bordignon, niente di fatto. Arriva Magri, recupera lui, cerca di metterla in mezzo. Torna dietro la rotellistica. Niente di fatto. Oh, Leonida anticipa la palla e esce. Che rocambolesco tocco. Ora rimane la palla a Leonida, doppio intervento. Bravissimo, Fontana Leonida. Ha davvero anticipato, bellissimo il doppio intervento del portiere di Bassano. Deve filmarselo, fare uno screenshot, un frame e attaccarselo in cameretta. Prima l'intervento e dopo, quando la palla lo stava per superare, colpo di Reni col guantone e la mette fuori. 5 giri di orologio e mezzo, attenzione. Riparte, c'era Gianni, gol! C'era Gianni, fredda a quelli di Bassassi.
Non si fa pregare, c'era Gioli. Riparte Bordignon. Attenzione perché la rotellistica si è infiammata. Torna bene Bassano. Recupera Olivia. L'aspetta Shortino Olivia. Il suo fendente è troppo largo alla sinistra di Da Prato. Riparte la rotellistica di Camaiore. Ancora Shortino, fuori misura. 4,50 da giocare. Bonato va nell'angolo, la palla però torna indietro per Shortino, fa la finta, Bordignone a bocca, perde il tempo, poi però anche Shortino la butta fuori. Riaggancia Bordignone, il Bordi vuole prendere velocità, andare da solo. Ci pensa Genovesi a mandarli in buca d'angolo. Da lì Bordignone fa fatica a uscire, addirittura commette il fallo. Max inquadra Bordignone sto fendendo attraverso tutta l'area e niente di fatto. E finisce dentro il gol. Guardate che bravo Shortino, va a fare coraggio al suo portiere. Bravo Bordignone a provarci. È finita proprio nel 7, 3 pari a 4 dalla termine. Bassano non si arrende, tantomeno la rotellistica. Spingeranno fino all'ultimo. Attenzione, la palla rimane lì. Bonato. Tutta la rotellistica sulla piccola Pippi calze lunghe per impedirgli il tapin vincente. Oh, Borgignon dice di no Fontana, 3 pari, si inizia a entrare nella zona paura. Oppala, adesso un gol è pesante come un macigno, un gol sarebbe pesante come una tonnellata, come un camion carico di, diceva la filastrocca. Bonato su Ceragioli che libera bene il percettino tiro da fuori. La deviazione di Magrin. Magrin recupera. Lotta con Genovesi. 2,37. Continua. Continuerò a darvi il countdown. Il countdown 2:22, riparte il Bordi che libera la Bertoncello di là, B più B, c'è anche la terza viene Bonato che fa fatica a agganciare, viene spinta sulla balaustra, addirittura il fischio è contro Bassano. Bah. Parte la rotellistica, 120 secondi tondi. Zona, si può dire, caccarella. Attenzione, Nardini Costanza va giù. Guardate che brave queste due ragazzine. L'abbonato con cui ha avuto lo scontro fortuito.
Ardini Costanza. Abbonato va a sincerarsi che la avversaria stia bene. Mamma Motarani gli dà un bacino, gli abbraccia il casco. Queste sono le cose che vogliamo vedere. Grande Davide Motarani. Fino alla fine. 105 secondi. Oh, attimi di terrore davanti alla porta da Prato. Bertoncello, niente di fatto, recupera Capitan Bordignon. Attimi di tensione, chiude da Prato. Riparte Shortino. Azzinara. Oh, era giusta giusta! Era indirizzata nell'angolino basso. Bravissimo Leonida perché anticipa il ribalzo e impedisce che la palla lo freghi. Time out chiesto da Motaran Davide. Hai per caso il replay di quel tiro, Max? L'hai già mandato? Il replay dell'ultimo tiro, rimandamelo. Guardate dove era indirizzato il tiro. La palla poteva ribalzare davanti a Leonida e andare nel sacco, invece lui la legge benissimo. L'anticipa. Salva Bassano. Manca ancora un'eternità. Manca ancora un'eternità. Time out anche per noi. Allora si riprenderà nell'angolo basso alla sinistra di Fontana. Leonida intanto va su a rapinare Di Stefano. Attenzione, rischiano quelli di Bassano sulla linea di metà campo. Si stringe davvero il respiro. Forse a noi che siamo fuori, loro in campo non se ne rendono neanche conto. Palo colpito da Olivia Bertoncello, ma c'era bene da Prato a chiudere. La palla danza, attenzione, attenzione, ripartono i due. Toccato no. Dicono di no. Gli arbitri dicono di no. Dicono che è inciampato da solo. Max, per caso ce l'hai? Barbigliano chiude da Prato, la palla rimane lì, succede di tutto, non si capisce niente, dove è la pallina Manu? Volava, non si è capito niente, attimi di terrore, 25 secondi, Bassano va, ci prova, torna indietro, Bordignone appoggia a Magri, niente di fatto, 17 secondi, tiro di Bordignone, ultima occasione, attenzione, c'è ragioni, bravissimo Magri a metterlo fuori campo, 8 secondi, ultima chance, Shortino deve tirare, la mette in mezzo, non può succedere più niente, finisce così, tiri di rigore. Max, hai qualche replay? Era lì che rimbalzava, galleggiava la pallina nel non nulla. Per caso avevi preso anche quando è caduto Shortino? No, lì non lo vedremo mai. Se è caduto da solo o se è stato agganciato. Adesso Vischio va a spiegare. Tu l'avevi vista, Manu? L'ha toccato o no? I miei giovani amici con gli occhi svegli dicono che c'era un tocco sul gioco di Camaiore. Se così c'è stava. Anche il gol di Bassano, uno pari palla al centro. Ci prepariamo per i tiri di rigore, o no? C'è il tempo supplementare perché solo per la finale. Attendiamo, vi saremo dire al più presto. Tanto dovete per forza stare con noi.
Allora, saranno tiri di rigore. Tutti i giocatori intorno a Vischio Giacomo. Vediamo cosa succederà. Si batterà alla vostra destra. Mandano, mandano i portieri negli angoli. Tutti e due i portieri della Rotellistica di Camaiore e tutti e due i portieri di Bassano. Quindi Fontana e Pigozzo per Bassano e Galleni e Da Prato per la Rotellistica di Camaiore. Parte Shortino. Shortino per la Rotellistica. Quindi va in campo Fontana Leonida. Pigozzo dovrà andare nell'angolo. Si prepara Fontana. E siamo pronti per il rito. Pesa la stecca di Shortino. Pesano i guantoni di Fontana. L'aria è tesa. Silenzio. Parte Shortino, bomba! Gol di Shortino. Perfetta esecuzione. Capitano. E il numero 5, Caberlin. Parata di Da Prato. Rotellistica in vantaggio 1-0. Motaran. Motaran torna Fontana Leonida. Motaran fuori. Occasione di Di Stefano di andare al pareggio. Di Stefano presa la stecca di Stefano, parata ancora di Da Prato. La Rotellistica va per portarsi a casa il terzo posto. Tutto nelle mani di Fontana, nei guantoni di Fontana e tutte nella stecca di Ciaragioni. Oh, gol! Vince la Rotellistica di Camaiore. No, almeno di 5. Sono 5. Scusate, eravamo rimasti a altre kermesse dove avevano deciso per 3. Bordignon. Bordignon contro Da Prato. Capitan Bordignon. Ancora errore di Bassano. Ora sì, la Rotellistica va per la vittoria. Questo qui è il quarto, se vincono segnano. Se segnano vincono. Bassano le ha sbagliate tutte. E poi Fontana. C'è ancora una chance. Deve segnare Magrin. Se non mi sono perso. Se Magrin sbaglia, vince la Rotellistica. C'è un po' di confusione. Deve segnare Olivia Bertoncello, su cui c'è tutto il ponte. Olivia si prepara, Da Prato, pronta la risposta? Fuori, vince la Rotellistica. Guardate che bella anche la grafica delle federazioni. Purtroppo Bassano non ne mette dentro uno. 2 gol della Rotellistica.
fanno sì che la Rotellistica si aggiudica al terzo posto, relegando al quarto posto la città del Ponte. Signori, ci rivediamo tra mezz'ora, main event finalissima di questa categoria. State con noi, state con Fizz TV, state con Desme Max, state con Giovanissimo Minuto, state con questo pazzo e bellissimo sport.